grazie per la vostra presenza qui. Questo è il secondo incontro che come Centro Romano Carotti proponiamo all'interno di questa rassegna di venerdì storia, e quindi ringraziamo anche la biblioteca civica che gestisce questa iniziativa, che ci permette di essere presenti, e naturalmente un grazie al relatore di questa sera, Angelo Dorsi, che conosce bene Bassano perché abbiamo avuto modo di ospitarlo più volte. Angelo Dorsi è uno storico, ha insegnato all'Università di Torino, ha al suo attivo tante pubblicazioni, alcune delle quali appunto le abbiamo presentate qui. L'occasione di questa sera è data da un nuovo lavoro che non è nuovo, ma che è la continuazione di una assiduità che Angelo Dorsi ha verso la figura di Antonio Gramsci, e lo abbiamo in completa anteprima. Questa si chiama non più una biografia, ma la biografia, quindi è assolutamente definitiva. Dicevo sì che un lavoro monumentale che noi abbiamo colto al volo, perché pensiamo che la figura di Antonio Gramsci rimanga una figura di riferimento essenziale non solo per l'Italia, tant'è vero che appunto Gramsci è ben presente in tutto il mondo, e penso che Angelo ci darà l'opportunità, parlandoci di questo suo lavoro, di vedere quanti agganci con l'attualità e col momento attuale ci siano nel suo pensiero. Una cosa tecnica, molti di voi già lo sanno, però abbiamo dei tempi tecnici molto rigidi per un problema di sicurezza dei sistemi d'allarme, per cui per le 7 noi dobbiamo liberare la sala. Quindi Angelo Dorsi parlerà grosso modo fino alle 6:30, poi ci sarà modo per chi lo volesse di fare qualche domanda, però a un certo punto dovrò essere categorico e chiudere la questione. Bene, a te Angelo la parola. E dunque eccoci di nuovo qua. Quando avete sentito che per le 7 dovete sgomberare, avete provato un senso di sollievo, non di frustrazione. Quando poi avete visto il tomo, che io sto vedendo per la prima volta, è veramente un'anteprima anche per me. E se avete guardato il prezzo di copertina avete detto va bene, bravo Dorsi, ma non fa per noi. Da libraio, Angelo, io ti inviterei a spingere per l'acquisto, non per la, per la lontananza. Perché come diceva un tale Giulio Einaudi, tanto per far nomi, i libri non è facile scriverli, non è facile pubblicarli, ma la cosa più difficile è venderli. E molti grandi editori, grandi per la capacità innovativa, per la ricchezza del catalogo, sono falliti non perché mancassero idee, ma perché mancavano i denari. I denari, se non hai degli sponsor, si fanno solo vendendo. Sono io stesso un po' sgomento a vedere il peso del tomo, ma d'altra parte qui ci sono 50 anni di lavoro. È un work in progress, effettivamente questo è un nuovo libro, ma è figlio di un libro che è uscito 7 anni fa, che si chiamava Gramsci, una nuova biografia, che ha avuto 3 edizioni e poi è stato ripubblicato sempre con lo stesso titolo, ma con 50 pagine di più. E poi io non parlerò del libro, parlerò di Gramsci, però si potrebbe chiedere ma perché hai dovuto ancora fare
un altro libro, una nuova edizione, però ripeto, non è una nuova edizione. Perché intanto, dato che io da molti anni, più di 20, lavoro nell'edizione nazionale degli scritti di Gramsci, voi sapete che le edizioni nazionali sono dei progetti sotto l'egida del Ministero dei Beni Culturali e della Presidenza della Repubblica, che si fanno per i grandi autori, Petrarca, Boccaccio, Croce, ed è arrivato anche Gramsci nel 96-97, si arrivò a decidere l'inserimento di Gramsci in questa collezione dei grandi spiriti che hanno creato la cultura italiana. E lavorando all'edizione nazionale, dopo la pubblicazione della nuova edizione uscita nel 2018, ho avuto la possibilità di lavorare in anteprima su una serie di documenti nuovi, inediti, in particolare della famiglia russa di Gramsci. Ma soprattutto accanto a questo c'era il desiderio anche di approfondire e di fare appunto in qualche modo chiudere i miei conti con Gramsci. Qui nel frontespizio si legge, al di là del nome dell'autore, poi il titolo Gramsci, il sottotitolo la biografia, e poi ho fatto mettere in piccolo, l'editore l'ha messo in grande, una piccola scritta, edizione definitiva, che da una parte rassicura il lettore che non ci saranno altre, ma in realtà potremmo dire che ha un significato bilaterale, biunivoco. Definitiva perché non pubblicherò altre biografie di Gramsci, ma definitiva in relazione all'autore potrebbe essere anche il mio ultimo libro, no? E quindi dice, ma pensa, l'abbiamo avuto a Bassano nel suo ultimo libro, lui non lo sapeva, però aveva il presentimento, chissà. E quindi in definitiva non vi ammorberò più con Gramsci, ma d'altra parte forse qualcuno di voi sa che benché l'altra sera al margine di un dibattito su altri temi un insegnante mi ha fatto notare che nella produzione scolastica, storiografica, di testi di storia e di filosofia per le scuole superiori, Gramsci non è, si è noi citato, mentre secondo dati dell'UNESCO, l'UNESCO si diverte a fare anche delle classifiche, ha elencato per esempio i 100 grandi autori della storia dell'umanità. Uno di questi 100 è Gramsci. Ma sempre l'UNESCO ci dice che tra gli autori italiani, tra i pensatori in particolare, dopo il XVI secolo, Gramsci è l'autore italiano più studiato e più tradotto nel mondo. Ed è bizzarro il fatto che appunto, per esempio io quest'anno, a maggio dell'anno scorso, sono tornato in Brasile dove sono stato spesso, dove ho tenuto anche dei corsi, e in Brasile sta uscendo ora una nuova edizione dei Quaderni della Carcere tradotta integralmente. È l'unico paese che addirittura fa 2 edizioni di 2 traduzioni integrali. Sta uscendo l'edizione integrale dei Quaderni della Carcere in cinese mandarino. Noi siamo impazienti di averla tra le mani, naturalmente. E la bibliografia gramsciana, cioè ciò che è stato scritto su Gramsci, ha superato già da tempo i 20.000 titoli in finora 41 lingue del mondo. Per dire che, e mentre io sto parlando, forse è uscito un libro su Gramsci, insomma, da qualche parte del mondo. Quindi è un autore appunto, che curiosamente l'Italia ha un po' abbandonato, e la stessa edizione nazionale che faticosamente un gruppo di lavoro ha messo in piedi ormai da 30 anni, non ha prodotto non ha avuto quell'effetto moltiplicatore, anche perché è pubblicata dall'Enciclopedia Italiana. Pensate alle bizzarrie, l'Enciclopedia Italiana, quella creata da Giovanni Gentile, il filosofo del fascismo, che pubblica Gramsci. Una vendetta della storia, per così dire, o una nemesi storica. Ma purtroppo i volumi dell'edizione nazionale Gramsci sono volumi molto belli, molto grossi, molto costosi, che l'Enciclopedia Italiana, cioè la Treccani, non distribuisce. E a volte mi scrivono dei lettori: come faccio a procurarmi un volume perché abbiamo pubblicato finora una dozzina di volumi. L'edizione nazionale è divisa in 3 sezioni: gli scritti precarcerari,
i quaderni del carcere e gli epistolari. E proprio negli epistolari, che comprendono sia gli epistolari diretti, cioè le lettere che Gramsci si scambiava con i suoi interlocutori, sia quelli che chiamiamo gli epistolari correlati, cioè quelli in cui due interlocutori di cui Gramsci non è nessuno dei due, parlano di Gramsci anche dopo la morte, e sono ricchissimi di materiali informativi. Si scoprono un sacco di cose, appunto, che io ho scoperto grazie a questo. E segnala, conferma che anche fino alla morte, dopo la morte, la breve vita di Antonio Gramsci è stata una, come dire, intrisa di sofferenza e anche intrisa di misconoscimenti e disconoscimenti. In fondo, non voglio presentare, come talvolta si dice, l'idea di un Gramsci eretico, ma certamente Gramsci fa un percorso non solo biografico, ma intellettuale e politico di assoluta originalità, per cui è molto difficile catalogarlo. Per esempio, catalogarlo semplicemente nel grande alveo del marxismo, perché Gramsci a un certo punto crea una via nuova nel marxismo. Così come la sua formazione appunto non semplicemente da marxista. Gramsci era una specie di spugna che assorbiva tutto e tutto rimescolava e produceva. Così come non è, come dire, risponde anche a un elemento di, magari spengo anche il telefono, risponde a un elemento un po' banale dire, appunto, considerare Gramsci il fondatore del Partito Comunista, che è l'etichetta che poi a lungo abbiamo sentito, ripetuto noi stessi, l'etichetta che tuttora fa tremare le vene e i polsi, no, a certe persone, ma in realtà vi do la notizia che Gramsci non è stato il fondatore del Partito Comunista d'Italia, quello nato a Livorno dalla scissione del Partito Socialista nel corso del suo 17° congresso svolto nel gennaio del 1921. Un partito che nasce alla vigilia del compimento del 30° anno di Gramsci. Gramsci era nato, come forse molti di voi sapranno, era nato nel 1891, 22 gennaio, ad Ales, nel cuore della Sardegna, allora in provincia di Cagliari, oggi in provincia di Oristano. E appunto il Partito Comunista d'Italia, che nasce con la dicitura sezione italiana della Terza Internazionale, quindi nasce come una frazione di quello che veniva considerato il grande partito mondiale della rivoluzione. Quindi quando si dice PC non era autonomo, è vero, non era autonomo perché statutariamente non era la sezione locale italiana di un grande partito della rivoluzione. Ebbene, a Livorno, quando avviene l'atto fondativo, no, perché il congresso socialista si riunisce a Livorno in un teatro che è il Teatro Goldoni, dopo 5 giorni di discussioni animatissime, con dei momenti anche di grande tensione, ma anche di grande valore etico e civile e intellettuale. Io sono sempre sbalordito quando leggo i testi anche politici di personaggi minori di quell'epoca, ma anche di epoche molto successive, e mi metto accanto discorsi di politici attuali, non importa di quale collocazione, sono veramente sgomento. Come siamo finiti così in basso? Ma com'è possibile? Questa mutazione genetica. Vabbè. E quindi, dopo 5 giorni di discussioni animatissime, anche con pianti, cioè a un certo punto ci sono molti delegati, i più anziani, poi si dice che gli anziani hanno facilità al pianto. Io piangevo sempre, già da bambino, poi vado al cinema e piango, anche io, anche quando ci sono film comici, mi viene da piangere. Ebbene, al 5° giorno di discussione, una parte dei delegati, che intanto aveva dato vita in seno al partito a quella che fu chiamata la frazione comunista, una parte dei delegati lascia la sala del Teatro Goldoni e se ne va poco distante, qualche centinaia di metri più in là, in un teatro più piccolo, il Teatro San Marco, e lì il 21 gennaio 1921,
giorno dopo Gramsci avrebbe compiuto 30 anni, fondano il Partito Comunista d'Italia. Sostanzialmente sono due gruppi principali. C'è il gruppo torinese, di cui fa parte Gramsci, e che è il gruppo legato a un settimanale che Gramsci aveva creato con 3 suoi compagni, che erano compagni di università, ma anche di partito socialista, vale a dire Angelo Tasca, Umberto Terracini e Palmiro Togliatti. Fondano il 1° maggio 1919 una rivista di cultura socialista, questo è il sottotitolo, che si intitola L'Ordine Nuovo. Questa rivista diventa poi anche una rivista politica, tant'è che costoro cominciano a essere chiamati gli ordinovisti, e il gruppo quindi torinese dell'Ordine Nuovo e il gruppo napoletano, che è nato intorno a un'altra rivista, che nasce più o meno allo stesso tempo, che si chiama Il Soviet, diretta da Amadeo Bordiga, che fu il vero fondatore del Partito Comunista ed è stato anche il primo segretario, anche se in realtà fino al 24 Bordiga, il capo del partito, la carica di segretario in realtà fu istituita per Gramsci e ancora nei documenti di partito, anche quando poi Togliatti è rientrato in Italia alla fine già nel 1944, fino al 45-46 non si userà la dicitura segretario per una sorta di rispetto quasi sacrale verso la figura di Gramsci, cioè Gramsci era il segretario. Bene, il gruppo napoletano e il gruppo torinese sono i due gruppi che spingono maggiormente verso la fondazione del partito, poi ci sono gruppi, c'è un gruppo lombardo, c'è un gruppo emiliano e gruppetti sparsi. Sono una minoranza molto combattiva che prende atto della impossibilità di coesistenza all'interno del Partito Socialista. Dov'è che comincia la rottura? La rottura in realtà comincia nel 1917, che è una data epocale. Ci ho scritto anche un libro sul 1917 perché è proprio una data epocale. Una data epocale in cui noi abbiamo 17 significa appunto il momento più tragico della guerra mondiale, costellato di rivolte di soldati e di rivolte delle popolazioni. E proprio a Torino, nell'agosto del 1917, si tiene la più importante rivolta di tutti i paesi coinvolti nella guerra mondiale, a parte la Russia, dove la rivolta diventa rivoluzione. La rivolta dell'agosto del 17, la cosiddetta rivolta del pane, di cui sono protagoniste le donne proletarie, che non trovano più il pane, non trovano più la farina, e comincia appunto una rivolta a cui poi ovviamente intervengono gli uomini che ne escono dalle fabbriche, che sono le fabbriche militarizzate, quindi sono costretti a lavorare nelle fabbriche, escono, e questa rivolta durerà 5-6 giorni, produrrà una cinquantina di morti tra i manifestanti e una dozzina tra le guardie. Ed è interessante notare appunto che parte dalle donne e parte da un bisogno primario, il bisogno, cioè la fame. Tenete conto che il pane all'epoca è il nutrimento, no? E nasce dal fatto che queste donne che cercano, faccio una piccola digressione, che come tutte le mattine all'epoca si alzavano prima dell'alba per andare a cercare la farina per fare il pane, o direttamente il pane nei panifici, e trovano tutti i panifici chiusi. E dalle periferie, Torino all'epoca era proprio, adesso di nuovo un po' così, c'è una geografia urbana che corrisponde alla stratificazione sociale. Al centro i ricchi e i poveri stavano intorno, che però questi poveri intorno diventano quasi un elemento che accerchia il centro della città. E allora queste donne un po' alla volta diventa un corteo e vanno verso il centro e vedono le vetrine delle pasticcerie famose di Torino, che ridondanti di ogni ben di Dio. Allora dicono: ma come mai dicono che non c'è la farina per fare il pane per noi poveri, ma c'è invece la farina per fare le torte, i dolci, i biscottini, i savoiardi per i ricchi? Cominciano ad assaltare, i proprietari chiamano le guardie, cominciano a sparare, escono gli operai dalle fabbriche e comincia la rivolta. Qui Torino, appunto, città in fermento, città appunto in cui Gramsci si è formato.
ed è il momento decisivo della formazione di Gramsci, avviene a Torino. Gramsci, appunto, abbiamo detto, nato in Sardegna, arriva a Torino e qui si ripercorre tutta la biografia di Gramsci e si ricostruiscono i vari contesti. Cos'era la Sardegna quando nasce Gramsci? È una terra arretrata, una terra in cui vanno equipe di antropologi convinti dalle teorie di Niceforo, di Lombroso, che i sardi sono naturalmente portati alla delinquenza, i maschi, alla prostituzione, le donne, e vanno a misurare i crani dei... Scusi, posso misurare il cranio? In base alla misura del cranio decidevano se eri donna, se eri portata a prostituirti e se eri maschio, se eri pronto ad accoltellare un passante, eccetera. Delle teorie positiviste spinte all'estremo. Sardegna arretrata da tutti i punti di vista, in cui comincia a nascere un movimento di protesta sardista. E lo stesso Gramsci racconterà che da ragazzo a un certo punto anche lui diventa sardista e ripete un motto che è: buttiamo a mare i continentali. I continentali erano quelli, no, che venivano dall'Italia, il resto d'Italia. E poi lui si rende conto di quanto fosse stupido quello slogan. Diceva: quando ho capito, stiamo parlando di un ragazzo che ha 14 anni, insomma, quando si rende conto che era uno slogan stupido e politicamente sbagliato, perché, come dire, i nemici sono tanto nel continente tanto quanto nell'isola, lascia perdere il sardismo. Però io nel libro distingo il sardismo dalla sardità. Lui rimane molto attaccato alle tradizioni sarde, per esempio alla lingua, e comincia a maturare una passione linguistica. E probabilmente Gramsci, se avesse finito gli studi, perché Gramsci è, come lo definisco io, lo studente che non divenne dottore, no? Che non si laureò. Non si laurea non perché non ha la capacità di superare gli esami. Del resto vi informo che anche Benedetto Croce non si è mai laureato, ma è un po' diverso. Croce era un grande proprietario, va a seguire le lezioni del primo anno alla Sapienza e poi scrive, cioè i miei professori non sono degni di interrogarmi, no? E quindi non frequenta più l'università. Gramsci verso l'università ha un atteggiamento ambivalente. Da una parte è molto colpito perché è appassionato, vorrebbe leggere tutto, e davvero è onnivoro. Raccontano i testimoni che lui questo ragazzo che si ferma davanti alle vetrine dei librai, no? E spia e non ha i soldi per comprare i libri, e quando è possibile va in biblioteca, vuole leggere di tutto, imparare di tutto. C'è una frase di Palmiro Togliatti, che fu suo compagno di studi, perché come ho detto all'inizio, i 4 dell'Ave Maria, i fondatori dell'Ordine Nuovo, Tasca, Terracini, Togliatti e Gramsci, si sono incontrati sia all'università, sia nella sezione del Partito Socialista. Quindi hanno questa doppia vicinanza culturale e politica. E Togliatti raccontò, Togliatti fece la prima volta che qualcuno dedicò attenzione alla formazione di Gramsci a Torino, scrive delle frasi del tipo: ovunque ci fosse un professore che spezzava il pane della scienza, lui era lì pronto a nutrirsi di quel pane. E quindi è uno studente che tutti noi professori vorremmo avere o avremmo voluto avere a lezione, però era uno studente non adeguato ai ritmi della burocrazia universitaria. E quindi magari andava a seguire lezioni di Giuseppe Peano, matematico, Luigi Einaudi, economista, e magari non seguiva le lezioni della sua facoltà, che era quella di filosofia e lettere. Andava random, no? Seguiva i corsi e poi spesso non dava gli esami, perché quello che a lui interessava in realtà era proprio apprendere. Però questo poi faceva un po' a pugni con la sua situazione pratica. Gramsci va a Torino, deve superare un durissimo concorso e per ottenere una modestissima borsa di studio, che però viene sospesa ogni volta che c'è una sessione d'esame, lui non dà neanche un esame. E quindi, appunto, questa sua sofferenza, che è stata già determinata sul piano fisico dalla malattia che l'ha colpito da bambino, quando ha 2 anni, poco più di 2 anni, il morbo di Pott, che non viene riconosciuto, non viene capito e non viene curato. È una malattia che poteva essere curata, ma fu, diciamo, curata, per così dire, con metodi barbarici. Suo padre gli costruisce una specie di gabbia in cui lo inserisce con degli anelli e lo appende al soffitto di casa a Ghilarza, dove si sono trasferiti, o lo appende per i piedi, oppure la madre gli fa delle frizioni
con l'alcol che gli provocano solo dolore, perché a un certo punto questa malattia, che è praticamente un bacillo della TBC, della tubercolosi ossea, che si inserisce nelle cavità della colonna vertebrale e di là ti provoca la gibbosità esterna, anche un'escrescenza sulla schiena, un'escrescenza davanti, il blocco della crescita verticale, ma tutta una serie di conseguenze collaterali, la principale dei quali, da una parte, gli sbocchi di sangue, perché le vertebre premevano sulle arterie, e quindi avevo queste cose, potete immaginarvi, da ragazzina. Ma l'altra conseguenza, per lui ancora più penosa, era l'emicrania cronica. E ci sono molti passaggi autobiografici in cui lui racconta di queste crisi di emicrania che, quando lo colpiscono, a volte durano 4-5 giorni consecutivi, e io, lui scrive, mi rotolavo come un matto furioso sul pavimento, o sbattevo la testa contro il muro per rompermela, pensando che in qualche modo, rompendo la testa, il dolore potesse fuoriuscire. Quindi ci sono questi aspetti biografici legati alla malattia che, vi dico, sottolineo la sofferenza. Nel libro insisto molto su questo elemento, ma c'è un altro elemento biografico importante che condiziona l'infanzia di Gramsci, che è l'arresto di suo padre. Suo padre era un funzionario pubblico che era diventato direttore dell'ufficio del registro, quindi riscuoteva le imposte, e a un certo punto in realtà si scopre che una parte delle riscossioni le intascava. Non si è mai capito cosa ne facesse, perché la famiglia non era certo, probabilmente le sprecava al gioco. Qualcuno potrebbe insinuare con le donne champagne, io non mi spingo a tanto. E la mamma, tra l'altro, nasconde, Gramsci era quarto di 7 figli, vorrei ricordarvi, la madre nasconde ai figli l'arresto del padre, raccontando quella che si definisce una pietosa bugia, cioè si dice che Gramsci, cioè che il padre, Francesco, si era trasferito per motivi di lavoro per qualche tempo dalla nonna, quella che chiamavano in casa la mamma grande, cioè sua madre, a Gaeta, perché effettivamente la famiglia del padre, la famiglia paterna, era originaria di Gaeta. Ma in realtà era una verità gesuitica. Formalmente era vero che era a Gaeta, ma era nel carcere circondariale di Gaeta, no? E quindi questo Gramsci lo scoprirà da solo, nel modo peggiore, no? E quindi questo lo indurrà a diffidare degli adulti e diffidare in generale delle parole altrui, sempre in caccia di verità, alla ricerca della verità. E lui scrive a un certo punto: ero talmente infanatichito per la verità da risultare molesto ai miei familiari, perché quando la mamma ci diceva qualcosa io mi aggrappavo alle sue gonne e chiedevo: mamma, ma è la verità? Ecco, il tema della verità io sottolineo in tutto il libro come sia la costante della biografia di Gramsci, sul piano proprio esistenziale, sul piano intellettuale e sul piano politico. E voi sapete che, come dire, la ricerca della verità costa dei prezzi. Se dobbiamo dire sempre la verità anche nelle relazioni personali, la verità, pensate a un politico che dice la verità prima delle elezioni. Pensate a questa situazione. Un politico che appunto, che dice la verità agli avversari o ai suoi, anche ai suoi. Situazioni impensabili. E la ricerca della verità dunque diventa l'elemento decisivo. Infatti l'aveva capito uno studioso che oggi mi fa piacere citare, Edward Said, palestinese statunitense, che a un certo punto, verso la fine della sua vita, morto purtroppo giovane, insomma, aveva 60 anni, scopre Gramsci e scrive un libretto su Gramsci che intitola Dire la verità, cioè lui capisce che l'elemento della ricerca della verità è l'elemento consustanziale di Gramsci. E questo già, quando Franco parlava prima, no, degli agganci con l'attualità. Ecco, Gramsci, allora ci fermiamo un attimo, abbiamo detto la Sardegna, la malattia, l'arresto del padre, il nascondimento,
la scoperta nel modo più peggiore, diciamo, della verità, l'abbandono degli studi per aiutare in famiglia, sospende gli studi per dare una mano e va a fare il garzone nell'ufficio del catasto. Anche qui c'è un passaggio autobiografico. Di molte di queste cose le racconto anche nel mio spettacolo che ho portato anche a Bassano. Vorrei fare una volta in un teatro serio, quando lui racconta che doveva fare 4 piani di scale, andare negli scantinati, portare su i faldoni di documenti, quei grossi scartafacci che mi spezzavano le braccia, ma non ho versato mai una lacrima. E poi dovete pensare a sto bambino gobbo, malato, tant'è vero che i suoi genitori erano convinti che non sarebbe durato a lungo. E infatti avevano ordinato, intanto la famiglia si era trasferita da Ales a Sorgono, da Sorgono a Ghilarza, avevano ordinato al falegname di Ghilarza una piccola bara destinata ad Antonio. E nello spettacolo io racconto, e lì il pubblico ride, ma è la verità, che l'avevano messa sotto il letto, perché così era molto, tanto era un ingombro in meno. Cioè io ci tengo le valigie sotto il letto, allora ci misero la bara, ecco. Ma lui dice: ma io ne ridevo, cioè capivano, perché erano convinti che... Poi a un certo punto racconta pure che gli diedero l'olio santo e i suoi genitori furono convinti che stava per morire, non morì grazie all'olio santo. Anche questo Gramsci lo racconta in maniera divertita, per così dire. Bene, quindi faticosamente arriva a compiere i suoi studi, deve riprendere, poi va a fare le scuole medie e il ginnasio che erano insieme a Santo Lussurgio, a una quindicina di chilometri, dove va a piedi e ritorna ogni tanto poi a casa e vive a pensione da una contadina, che racconta lui, trattava molto meglio le sue galline di come trattasse me. La famiglia pagava una retta, ma lui era sempre digiuno praticamente. E poi si rende conto che soprattutto quella scuola quel ginnasio di Santo Lussurgio, i professori erano dei veri asini, e allora decise che doveva studiare da solo, cioè va a scuola, però si fa una cultura per i fatti suoi. No? Arriverà poi a fare il liceo a Cagliari, dove vive suo fratello che è iscritto al Partito Socialista, è militante funzionario della CGIL e anche lavora a Cagliari in una fabbrica di ghiaccio e vanno a vivere insieme per dividere le spese. Ma il problema delle spese è gravissimo perché i soldi non bastano e Antonio si sente un peso e alla fine lui dice: cominciai via via a spostare gli orari, facevo la colazione molto tardi e la cena molto presto e nell'arco di qualche mese arrivai a fare un pasto al giorno che era colazione, pranzo e cena. Perché il fratello, anche se non è che lo cacci, però come dire, fa capire che non ce la fa e dalla famiglia i soldi non arrivano e Antonio si rende conto che la famiglia è in difficoltà perché il padre, rientrato dalla galera, si è fatto 5 anni. 5 anni per il modesto danno erariale. C'erano veramente poche lire. Oggi non ci sarebbe neanche processo. Modesto, si fa 5 anni di galera il padre. Tornato non ha più il lavoro di prima. Viene ripreso, ma non più con funzioni dirigenziali. E quindi è un semplice impiegato, quindi lo stipendio rimane lo stesso e la famiglia è in grave difficoltà. I figli in qualche modo danno la mano, ma la mamma soprattutto nel periodo d'arresto in particolare, che il piccolo Nino che soffriva di insonnia, un'altra delle sue piaghe, spiava di notte, stirava con un grosso ferro pieno di braci ardenti, stirava le camicie per i signori. Oppure preparava pasti, faceva del catering, preparava i pasti, no? Che poi andava a portare in famiglie che avevano ordinato il pranzo. E tutti in qualche modo, e lui per 2 anni va al garzone. Quindi finisce faticosamente gli studi, ma è entusiasta, però il liceo è un momento di entusiasmo, anche se dopo un po' dice, scrive in casa, c'ho un solo vestito. Ormai come è diventato? Non posso, ho la giacca tutta spelacchiata e piena di macchie. Come faccio a portarla a lavare? Come mi vesto intanto? E il padre risponde: lo sai che non ci sono soldi. Quindi anche questa umiliazione, ma è umiliato anche dal dover chiedere, essendo ben consapevole della situazione familiare. E quindi non sa come fare, non vuole chiedere soldi al fratello, li chiede in famiglia, i soldi non arrivano, insomma.
arriva a finire gli studi e poi, appunto, avendo scoperto che a Torino Re Carlo Alberto aveva creato un'istituzione benefica, il collegio delle province, che dava borse di studio a ragazzi e ragazze delle province, di quelle che allora erano le province del Regno di Sardegna, Sardegna, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, decide di concorrere. Concorre, tra l'altro, interessante il fatto che fosse aperto a ragazzi e ragazze, e questa borsa di studio, che era anche molto modesta, 70 lire, erano una miseria, per ottenere questa borsa occorrevano appunto non solo superato gli esami con una certa media, ma disagiate condizioni familiari e il fatto che i genitori, cioè non solo i candidati, ma i loro genitori dovessero essere nati nelle ex province del Regno di Sardegna, quindi c'era una condizione etnica preliminare. E Gramsci riesce a superare faticosamente 2 settimane di prove scritte e orali su tutte le materie del triennio liceale. Non so come ho fatto ad arrivare alla fine, sono svenuto 2 o 3 volte, eccetera. Ma alla fine, quando deve ottenere la borsa, si scopre che suo padre non è nato nel Regno di Sardegna, è nato nel Regno di Napoli, è nato a Gaeta. E quindi lì c'è, poi alla fine un segretario del Bidel, dell'istituzione, si commuove e trova una scappatoia, va a vedere, scartabellare le raccolte di leggi, trova che in certi determinati casi, quando sono proprio dei poveracci, no? Se uno solo dei 2 genitori è nato fuori del regno, si può arrivare a dargli la borsa. Però non riesce a finire l'università, perché a un certo punto non riesce, un po' perché nota qualcosa che tanti di noi hanno notato o notano tuttora, cioè il fatto che troppi professori concepiscono i loro studenti come dei recipienti vuoti, da riempire, stivare, da inzeppare di dati e nozioni. E lui dice: ma questa non è cultura, questa è pedanteria, non è intelletto, è intellettualismo bolso e incolore, lo definisce, più deleterio per la vita dello spirito di quanto non lo siano i microbi della sifilide o della tubercolosi. E quindi si sente insoddisfatto, vorrebbe, però in tutto questo percorso incontra dei compagni, tipo quelli che vi ho citato, con cui fonderà l'Ordine Nuovo, Tasca, Terracini, Togliatti. Terracini è l'unico che non ha fatto il concorso per la borsa di studio perché è di famiglia ricca. Ma lì troviamo anche una sorella di Togliatti, Maria Cristina, il fratello maggiore Eugenio Togliatti, troviamo, che hanno fatto gli studi grazie a quella borsa di studio, quindi è una cosa importante. Quindi interrompe l'università, ma la interrompe perché appunto è scoppiata la guerra, si liberano dei posti di lavoro e lui viene assunto come redattore del quotidiano del suo partito, a cui intanto si è iscritto nel 1913, quotidiano Avanti. Ed ecco che tutto questo percorso torna all'origine, cioè al tema della verità, che lui, come dire, aveva già metabolizzato a partire dalla vicenda del padre. Si rende conto che la guerra è soprattutto una gigantesca fabbrica di menzogna. La guerra è propaganda, la propaganda si fonda sulla menzogna. Ecco un altro aggancio con l'attualità. No? Noi siamo subissati dalla menzogna in tempo di guerra, racconta Gramsci. No? E allora sente come non solo un dovere professionale, ma un dovere etico, quello di uno che fa il giornalista, tanto più il giornalista al servizio del proletariato. E il proletariato è formato da coloro che in guerra vanno a morire da una parte o dall'altra. Qual è il suo dovere? Il dovere di aiutare i proletari ad arrivare a vedere la verità. Dietro i fiumi della propaganda, dietro le trombe di guerra, vedere cosa c'è di vero. E lui concepisce la verità, secondo la formula classica greca, come aletheia, di svelamento, far vedere che cosa c'è dietro la propaganda. In questo senso la guerra per lui è molto istruttiva, è lì che si appassiona a un'opera di decostruzione della menzogna e quindi scrive come un forsennato, scrive fino a 4 articoli al giorno. Io lavoro nell'edizione nazionale, mi occupo proprio di questa parte precarceraria,
e inventa una lingua nuova e inventa anche un giornalismo di tipo nuovo. Un giornalismo che deve creare il suo pubblico, un giornalismo al servizio dei proletari, al servizio dei poveri, al servizio della verità. E questi articoli che lui non firma quasi mai e che a noi che lavoriamo all'edizione nazionale pone un grosso problema, perché dobbiamo capire quali sono veramente gli articoli scritti da lui. Ed è come dire, abbiamo elaborato, io stesso ho fatto proprio un documento su cui basarsi, però è molto difficile. A volte scopriamo che articoli che a lungo sono stati attribuiti a Gramsci non sono suoi, ma scopriamo altri che non erano stati attribuiti a Gramsci, ma sono suoi. Quindi è un lavoro di attribuzione e disattribuzione, perché Gramsci ripete sempre la frase quando i suoi compagni al giornale gli dicono: Antonio, ma perché non li firmi questi articoli? E lui ripete sempre: l'importante è far circolare le idee, non i nomi. E qui l'aggancio all'attualità è rovesciato, perché oggi nell'attualità quale giornalista sosterrebbe questa tesi, che è importante far circolare le idee, non i nomi? Questi mettono i nomi, soprattutto, è la visibilità che conta. Per Gramsci conta la verità, non la visibilità. E poi c'è anche da dire che sia nella redazione dell'Avanti che poi dell'Ordine Nuovo, in realtà anche se gli articoli non li scrive lui, la riunione redazionale, quotidiano e settimanale, quando si individuano i temi da discutere, è Gramsci che imbastisce il discorso. Poi alla fine dice: beh, adesso questo pezzo qua lo scrivi tu. Sì, l'ha scritto Adriano, ma in realtà è il pensiero di Gramsci. Quindi comunque lui esercita una sorta di egemonia anche sui suoi compagni di lavoro, per così dire. Però per noi appunto che lavoriamo a quello, questo però mi ha dato la possibilità appunto di arrivare a lavorare anche su anche l'emozione di vedere le carte, no, scritte da Gramsci, con la grafia di Gramsci, poter guardare i quaderni, toccarli con i guanti, davvero con i guanti, e la corrispondenza, eccetera. I pochi manoscritti che ci sono rimasti, a parte i quaderni. E quindi tutto questo, insomma, è la parte preliminare e negli anni di guerra però, appunto, avviene il fatto dirompente del 17, le 2 rivoluzioni in Russia, e Gramsci, giornalista, intuisce, dopo la prima rivoluzione, quella che detronizza lo zar, intuisce che in Russia ci sarà una seconda rivoluzione. E lo scrive un articolo profetico. La Russia ha bisogno di una vera rivoluzione. Una vera rivoluzione non può essere limitata al piano istituzionale, ma deve coinvolgere appunto gli aspetti sociali ed economici. In Russia ci sono 200 milioni di contadini e tra contadini e operai, gli umiliati e offesi di cui parla Dostoevskij, insomma, e ci sono 50.000 persone che sono la grande corte degli zar, che sono i parassiti sociali. Allora, Gramsci dice: com'è possibile che questi 200 milioni continuino a sopportare il fatto che ci sono 50.000 persone che godono dei sacrifici, di questi che si svenano tutti i giorni, che muoiono a 30 anni, gli altri non fanno nulla, eccetera, eccetera. E quindi ritiene, afferma con un azzardo che ci sarà una seconda rivoluzione, cosa che infatti accadde. Ma a quel punto, siamo al novembre del 17, appunto c'è la grande ondata di entusiasmo per il bolscevismo. Il volto di Vladimir Ilyich Ulyanov, Nikolai Lenin, comincia a essere disegnato sui muri di Torino, delle città, di molte città, in particolare le città industriali del nord, no? Cominciano le canzoni, noi faremo come la Russia, innalzeremo falce e martello, eccetera. Grande momento di entusiasmo. E Gramsci si convince a un certo punto che Torino possa essere la Pietrogrado d'Italia. Pietrogrado era la capitale dell'impero zarista, ancora capitale poi della Russia fino a un certo punto, poi diventò Mosca, la città da cui era scoccata la scintilla della rivoluzione. La rivoluzione del 1905 si è repressa nel sangue, la rivoluzione di febbraio del 17 e la rivoluzione di ottobre, cioè novembre, a seconda del calendario, del 17. Perché Torino? Perché Torino è la città dove c'è la maggiore concentrazione operaia d'Italia, dove soprattutto gli operai del settore metallurgico e meccanico sono sul piano sindacale più organizzati e politicamente più avanzati.
E diciamo, io mi permetto di fare una critica a Gramsci nel mio libro, non me ne vorrà Antonio, quando dico che a un certo punto lui soffre di torinocentrismo, cioè pensa che tutta l'Italia sia Torino, ma non è così. E neanche tutti gli operai di Torino erano così avanzati politicamente. Comunque l'Ordine Nuovo sarà poi anche inserito pienamente nelle lotte e Gramsci, appunto, in questa rivista vuole sostenere da una parte due tesi. Una tesi che sembra puramente culturale, cioè il fatto che ogni rivoluzione deve essere preceduta e preparata da un intenso lavorio ideologico e culturale. Non ci sarebbe stata la rivoluzione francese senza il secolo dei lumi, senza il lavoro dei filosofi del Settecento. Noi dobbiamo essere un equivalente, no? Dobbiamo preparare la rivoluzione. Preparare la rivoluzione significa anche preparare culturalmente quelli che saranno i soggetti della rivoluzione, cioè i proletari. Ecco, l'Ordine Nuovo, rassegna settimanale di cultura socialista, vuole essere uno strumento per aiutare i proletari a costruirsi appunto un percorso culturale autonomo. Ma io insisto su un fatto, che non c'è nessuna tentazione luddista, cioè Gramsci non avrebbe apprezzato la rivoluzione culturale proletaria cinese del 1966, cioè distruggere tutta la produzione artistica, letteraria, occidentale. Cioè noi dobbiamo, anzi, noi proletari, lui si considera un intellettuale proletario, è al servizio dei proletari. I proletari devono leggere tutto, vedere tutto, immagazzinare tutto e organizza visite ai musei, li porta a vedere, a sentire i concerti di musica classica e soprattutto scopre qualcosa che nel movimento operaio non era stato mai messo in luce. Il fatto che ai proletari venisse negato, che cosa? Il diritto a godere della bellezza. Come fa un proletario che lavora 16 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, a poter esercitare questo diritto? Cioè il diritto di andare in un museo, andare in una biblioteca, andare a un concerto in cui il maestro Toscanini dirige l'orchestra. Non è giusto, è una forma di oppressione che è intollerabile. Ecco, nel movimento socialista questo era un dato che non era stato mai messo in luce, quindi è una profonda innovazione. Il fatto che si metta in evidenza che c'è non solo lo sfruttamento economico, ma c'è l'oppressione anche su quel piano, non solo sul piano politico, c'è un'oppressione che rende i proletari, perché c'è un interesse a tenere i proletari in condizioni di subalternità culturale. Quando Gramsci scrive i borghesi non hanno il dovere di istruirsi, perché hanno già la ricchezza e il potere, ma noi proletari, i proletari hanno quel dovere, perché proprio perché non hanno né il potere né la ricchezza. Concepisco tutte le libertà, scrive in un articolo, tranne che quelle di essere asini. E quindi insiste. E voi sapete che sul giornale L'Ordine Nuovo ci sono 3 frasi. La prima delle 3 è: istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Qui c'è un gioco, appunto. Voi proletari, io sono dalla vostra parte. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. E però all'Ordine Nuovo c'è un secondo elemento che emerge nell'arco di qualche settimana: l'idea di una nuova democrazia operaia, una democrazia che nasca dal basso, a prescindere anche dalla tessera del partito, che tu sia iscritto o no al Partito Socialista. Mi interessa voi che siete qui, siete all'assemblea, decidiamo insieme. E comincia a teorizzare qualcosa che per esempio Bordiga non accetterà nel partito, cioè il fatto di arrivare insieme, lui dice simpaticamente nel senso greco, sympathos, simpaticamente alla verità, attraverso il dialogo. E lui dice spesso: io quando scrivo o faccio un comizio ho bisogno sempre di pensare di avere se non ce l'ho, lo devo immaginare, un interlocutore che mi contraddica, perché davanti alla sua contraddizione io sono stimolato a perfezionare la mia tesi, no? Lo manderei in qualche talk show televisivo. Voglio vedere come perfeziona la sua tesi. Vabbè, e quindi ecco Gramsci che inventa un pensiero dialogico. Il pensiero non è pensiero se non è dialogico. Questa è già solo una piccola novità. Io vedo tragicamente lo scorrere dell'ora e sento l'occhio di Franco che proprio mi pesa sull'omero. Sento infatti il mio omero, sta
sto già per diventare gobbo come Gramsci, no? Ma sento quest'occhio, no? Di falco. E che capite che sintetizzare queste 800 pagine in 45 minuti non è impresa da poco. Comunque, quindi, allora di nuovo comincia a teorizzare una democrazia operaia che dalla fabbrica, che bypassi il sindacato e il partito e che dalla fabbrica si estenda progressivamente alle altre fabbriche, alla città, al circondario, alla regione, eccetera. Gramsci comincerà a teorizzare la necessità di partire sempre dal locale, e noi oggi cominciamo la rivoluzione a Bassano del Grappa. Dove è la grappa? Passiamo alla grappa. E poi la portiamo, la estendiamo. Quindi teorizza la necessità di partire sempre dal locale, di traguardarlo nel nazionale e di traguardarlo nel sovranazionale. E comincia a pensare già anche lui c'è l'idea di, a un certo punto, non solo di un'Europa democratica, federale, progressista, che elimini la guerra, un mondo che poi diventi un mondo. Come siamo andati lontani da queste previsioni, da queste speranze, da queste illusioni. Siamo andati nella direzione opposta. Perciò Gramsci non se lo fila nessuno, no? Almeno da noi. Vabbè. E quindi gli ordinovisti cominciano a essere visti un po' con diffidenza dal partito, nel sindacato, visti un po' come, no, come un elemento, una specie di spina nel fianco. E di là nasce l'idea, un po' alla volta si prende le distanze dal Partito Socialista e anche dal sindacato. Tra l'altro sia il partito che il sindacato sono molto burocratizzati, gerarchizzati e sono raggruppamenti dove dominano i vecchi. No? I vecchi all'epoca, uno che ha 50 anni è stravecchio, naturalmente, stiamo parlando. E questi sono dei giovani, no? Sono 20, hanno dai 20 ai 30 anni, c'è l'idea anche di uno scatto generazionale, no? Per arrivare a cambiare le cose. Quindi il partito, ma Gramsci però, torno a Livorno, Gramsci a Livorno, e qui lo racconto proprio di Gramsci che si aggira, ho trovato delle testimonianze che raccontano di un Gramsci che si aggira per le sale del teatro Goldoni e poi al San Marco, i due teatri, si aggira pensoso e non prende mai la parola. E Gramsci, in fondo, la mia interpretazione è che Gramsci era d'accordo sull'idea di rompere con il partito, ma che non fosse quello il momento giusto. Ed è quello che in qualche modo gli farà capire anche Lenin, quando lui avrà la possibilità di un incontro diretto con Lenin il 25 ottobre 1922, 3 giorni prima della marcia su Roma, che è il 28 ottobre. Che Gramsci appunto intanto appunto, non assumerà nessuna carica rilevante nel partito nuovo, non entrerà nell'ufficio politico, nella direzione, sarà nel comitato centrale, ma lì ci sono un po' tutti, e quindi non determinerà le scelte del partito. È un fedele militante, fa propaganda, fa conferenze, e poi comincia un processo un po' di bolscevizzazione del pensiero di Gramsci, no? Nel momento in cui diventa più vicino all'ortodossia marxista e quella propugnata in fondo dalla Russia. L'incontro con Lenin, eccetera, ma il viaggio in Russia del maggio-giugno 22, che poi rimarrà lì per 1 anno e mezzo, in realtà è anche l'incontro con l'amore. Incontra Giulia, che poi sposerà probabilmente nel 1923, non abbiamo un atto ufficiale, non siamo neanche sicuri che siano sposati, qualcuno potrà gridare allo scandalo, hanno fatto 2 figli, forse non erano neanche sposati. Poi probabilmente inventarono dei documenti falsi per consentire alla cognata Tatiana, che era in Italia, di poter andare a trovare Antonio in prigione, perché solo i parenti di primo grado potevano andare a visitare e scrivere. Quindi se non avesse dimostrato con un documento che alcuni di noi, io compreso, sospettiamo sia falso, no? Che testimoniava il matrimonio, Gramsci non poteva scrivere alla cognata e non poteva scrivere neanche alla moglie, alla compagna, perché non era unita da un sacro vincolo, o comunque anche se non era sacro, un vincolo giuridico. Bene, quindi questo processo complicato, perché Gramsci comincia a sentire e a percepire con preoccupazione le lotte interne al Partito Comunista Russo,
dove ormai si sono formate due fazioni, quella che fa capo a Stalin e Bukharin da una parte e quella che fa capo a Trotsky, Zinov e Kamenev dall'altra, e nello stesso tempo nel suo partito c'è una lotta sorda tra lui e Bordiga. Il Comintern spinge Gramsci a scalzare Bordiga, ma Gramsci è recalcitrante perché ha grande considerazione di Bordiga e poi perché non sente di avere il polso sufficiente per dirigere un partito. Si sente quasi più un intellettuale, cioè Amadeo è una testa, è un ingegnere. Bordiga era un ingegnere. Io non ho queste doti, ma il Comintern allora è sulla linea di una unità delle forze antifasciste. Bordiga non ne vuol sapere, Bordiga pensa che i comunisti debbano lottare per proprio conto, ma anche dopo la marcia su Roma, no? E quindi è qui veramente l'elemento di critica che io mi permetto di fare a Bordiga, perché ha contribuito insomma alla sconfitta proletaria, a mio avviso. Gramsci è sulla linea invece su cui lo spinge il Comintern, ma soltanto poi nel 24 Gramsci prenderà le redini del partito, ma faticosamente. E nel 26, quando Gramsci scrive una lettera dirompente ai dirigenti del partito russo, in cui dice quello che state facendo non riguarda solo il vostro partito, cioè la lotta interna, no? Quando ormai Stalin ha preso il potere e sta emarginando gli altri, ma lui, Gramsci dice in sostanza, voi state trattando come dei nemici coloro che non sono i vostri compagni, sono coloro che hanno fatto la rivoluzione insieme a voi, come potete considerarli dei nemici? Questa lettera non sarà consegnata, dato gli atti, che si consulta non solo con Bukharin, probabilmente Stalin comunque la legge, ma si consulta con l'ufficio politico del Partito Comunista. In pratica Gramsci viene messo in minoranza nel suo stesso partito. Questo sarà un rovello che si porterà dentro, ma non ha il tempo neanche di ripensarci tanto, perché pochi giorni dopo lo scambio di lettere tra lui e Togliatti, Gramsci viene arrestato e comincia la lunga peregrinazione tra carceri, isole al confino, e il processo, il cosiddetto processone del maggio del 28, la condanna che avviene il 4 giugno del 28 a 20 anni, 4 mesi, 5 giorni di reclusione, più il pagamento delle spese processuali, la destinazione al carcere di Turi, dove lui rimane 5 anni in un progressivo decadimento fisico. Soltanto nel febbraio del 29 Gramsci è arrestato l'8 novembre del 26. Soltanto l'8 febbraio del 29, quindi fate un po' il calcolo, ottiene il permesso di leggere e scrivere in cella, che per uno che fa l'intellettuale, diciamo, che non ha lo smartphone, che può ricevere post solo limitatamente, è una condanna nella condanna. E quando ottiene poi il permesso, 8 febbraio 29, che lui fa una festa, cioè è entusiasta, è come se avesse ottenuto, aveva vinto la lotteria, no, di Capodanno, però ottiene questo permesso con delle forti limitazioni, sia relativamente al numero dei pezzi che può tenere in cella, non più di 4, ma anche al numero di ore che gli sono consentite per leggere e scrivere in cella. Anche lì 4, in qualche caso 5. E Gramsci si chiede ma perché? E capisce. La spiegazione sta in quella famosa frase che tutti avete letto da qualche parte o sentito proferire del pubblico ministero, quella con cui conclude l'arringa il pubblico ministero Isgrò, puntando l'indice contro Gramsci, dice bisogna impedire a questo cervello di funzionare per almeno 20 anni. E infatti la condanna fu a 20 anni. Gramsci capisce che vogliono fiaccare anche la sua forza intellettuale e morale, non solo quella fisica. C'è un progressivo decadimento, però da quando comincia a scrivere è come se si riprendesse anche fisicamente, però ottiene il permesso di ricevere libri dall'esterno che prima gli veniva negato, ma lui fa degli elenchi di libri che però devono passare il vaglio della direzione del carcere, del capo della polizia, del ministro dell'interno di Mussolini. E quindi questi elenchi di libri che lui fa alla fine vengono via via defalcati, da 40 titoli alla fine ne rimangono 10, a lui gliene arrivano 4 perché gli altri si perdono, no, nei meandri delle ferrovie, delle poste italiane. E Gramsci no, questa cosa lo sconvolge. Alla fine i libri che Gramsci avrà nella sua, dedicheranno una cella magazzino, avrà circa 400 volumi.
possono sembrare tanti, ma noi oggi andiamo su Google e possiamo arrivare alla biblioteca di Babele. E allora davanti a tutto questo, con queste limitazioni pazzesche, con la decadenza del fisico, e a un certo punto lui comincia a avere la paura della decadenza intellettuale. Cioè quando scrive, sento non avere più neanche la forza di reggere la penna in mano, ma soprattutto ciò che mi fa paura è perdere la capacità di pensare. Nel 1933 ha una gravissima crisi fisica, finalmente la famiglia ottiene la visita di un medico di fiducia che gli era stata negata fino allora. C'era solo il medico del carcere che ogni volta dice mi liquida dandomi una pacca sulla spalla cercando di toccarmi la gobba e dicendo piglia 2 aspirine che stai benissimo. Invece il suo fisico sta precipitando. Ottiene questa visita e lì, leggendo il referto medico, Gramsci scopre che tutti i suoi problemi fisici erano nati da una malattia, appunto il morbo di Pott, la tubercolosi ossea. Mentre in famiglia avevano raccontato di un incidente, che lui sarebbe caduto dalle braccia di una Madonna che aiutava la mamma a fare lavori in casa. E lui prova un momento di rabbia verso la famiglia, perché io potevo essere curato e non sono stato curato. Poi si pente di aver pensato male, già aveva pensato male di suo padre quando scopre che si intascava una parte delle tasse, ma quando scopre anche questo, ha proprio un momento di furore, anche se ormai è tardi per così dire. E solo dopo questa, se andiamo a vedere il referto che fa questo medico, il professor Umberto Arcangeli, che era un'autorità dei tempi, sembra un'enciclopedia medica, cioè c'è tutto. E c'è anche la tubercolosi, tra l'altro, si è presa la tubercolosi, c'ha, il colpo che ha avuto ha provocato una semiparalisi del corpo, ha perso quasi tutti i denti, c'ha veramente qualunque cosa. E allora finalmente viene trasferito in una clinica a Formia in regime di semidetenzione. Può perfino uscire e va una volta a passeggio in città, ma è sempre circondato da 12 poliziotti. E allora dice, mi sentivo più libero a Turi che quando ero un recluso che qui, e infatti non uscirà più. A Formia, l'ultimo periodo di creatività, ha cominciato appunto l'8 febbraio a scrivere il suo primo quaderno, alla fine i quaderni saranno 33 e appunto un momento di creatività che si interrompe quando poi viene trasferito, sempre su richiesta della famiglia, in una vera clinica, alla clinica Qui si sana a Roma, nel maggio del 1935, dove rimarrà ancora 2 anni e muore il 27 aprile del 1937. Ha riempito questi 33 quaderni, che inizialmente sono note, appunti, spunti, poi a un certo punto comincia a riscrivere i quaderni, sono i cosiddetti quaderni di seconda stesura, cioè via via lui rilegge i quaderni e barra le pagine, in modo però da poter rileggere quello che ha scritto e li riscrive, aggiungendo, fa un po' come me, no? Via via riscrive. E poi comincia a fare dei quaderni che lui chiama quaderni speciali, cioè delle monografie, per esempio Machiavelli, per esempio Croce, per esempio Americanismo e Fordismo, uno dei più incredibili, innovativi, cioè Gramsci, senza aver mai messo piede negli Stati Uniti, capisce di quello che sta succedendo in America dopo la grande crisi, quando il Comintern aveva decretato che il capitalismo era morente, e Gramsci dice no, veramente avete proprio capito un tubo, cioè il capitalismo si sta rafforzando grazie alla crisi e che la politica degli alti salari, alti, poi dice Gramsci, è un'espressione veramente esagerata, comunque la politica degli alti salari di Ford in realtà non è una vittoria operaia, non è una vittoria proletaria, è una vittoria dei lavoratori, ma è un modo per ingabbiare i lavoratori, per renderli non solo più vittime, ma anche complici. E quindi scrive delle cose che sembrano anticipare incredibilmente le tesi che troviamo espresse dai grandi figure della scuola di Francoforte, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, ma questi vivono negli Stati Uniti, hanno la biblioteca del Congresso, hanno la New York Public Library, hanno la biblioteca di tutte della UCLA, l'Università della California, straordinaria. Cioè lui non c'ha nulla. Lui si basa, intuisce delle cose a partire da recensioni che legge su riviste
e giornali alle quali le ha abbonati il suo amico Piero Sraffa, grande economista, comunista nascosto, uomo molto ricco che insegna a Cambridge e che fu sempre poi un punto di raccordo tra Gramsci e Togliatti, di fatto anche dopo la rottura. Questi quaderni, appunto, a un certo punto Gramsci, dei quaderni in cui affronta una molteplicità di temi, se voi andate a vedere, noi stiamo facendo ora una nuova edizione dei quaderni, abbiamo per la prima volta pubblicato anche i quaderni di traduzione, perché i primi, quando comincia a scrivere l'8 febbraio 29, Gramsci fa esercizi di traduzione, per esempio traduce dal tedesco le fiabe dei fratelli Grimm adattandole per i suoi figli e anche per i suoi nipoti. Perché in Gramsci la vocazione pedagogica era straordinaria. Io insisto sul fatto che c'era quasi un'ossessione pedagogica. Voleva insegnare ai genitori come fare i genitori, ai fratelli e alle sorelle a come fare i genitori con i loro figli, ai figli come fare i figli di quei genitori, e ai dirigenti comunisti russi a come dirigere il partito. Lui che era il rappresentante del partito comunista più piccolo, perseguitato, ormai lui era in galera, il partito era fatto di persone che erano scappate, erano in prigione, erano state ammazzate, perché lui ha questa vocazione che io definisco perfino ossessione pedagogica. Scrive un po' di tutto. Se andate a sfogliare l'edizione ancora Princeps, fino a che non finiremo la nostra, quella curata da Valentino Geratana, pubblicata da Einaudi nel 1975, andate a scorrere l'indice analitico. Vedete che non c'è argomento dello scibile umano su cui Gramsci non abbia elaborato un pensiero. Ed è sempre un pensiero originale. Ma troviamo non solo come dire, le scienze umane e sociali, la storia, la filosofia, il diritto, l'economia. Trovate la critica d'arte, la letteratura, il teatro, ci sono note sul cinema, trovate le scienze dure, la matematica, la fisica, la chimica, perché c'è in lui una passione onnivora. Davvero il suo motto, se fosse vissuto nell'antica Roma, sarebbe stato homo sum nihil humanum a me alienum puto. E quindi scrive, e via via che però comincia a sentire la morte camminargli vicino, appunto fa quest'opera di riscrittura e perfezionamento dei quaderni. Quindi se all'inizio i quaderni sono un po' scritti ex abrupto, per così dire, poi la riscrittura o quei quaderni monografici, quaderni speciali, sono un tentativo di lasciare qualcosa di più organico. Ma in ogni caso lui elabora una serie di concetti, come quello di gruppi subalterni, che per esempio oggi è uno degli elementi che favorisce la fortuna di Gramsci nel mondo, o il concetto di egemonia, il concetto di blocco storico, di rivoluzione passiva, eccetera, che sono diventati un patrimonio delle scienze umane e sociali e delle scienze politiche mondiali. E però suggerisco, e lo dico spesso nel libro, di leggere sempre, usare anche delle lettere di Gramsci per penetrare nei quaderni. Le lettere dal carcere di Gramsci non sono solo la parte, diciamo così, emozionale di Gramsci, sono uno strumento anche per capire i quaderni e c'è una connessione profonda. E le lettere di Gramsci sono un capolavoro straordinario sul piano letterario. Quando uscì la prima edizione delle lettere, 1947, che ebbe il premio Viareggio, suscitando l'ira dei cattolici, della destra, eccetera, eccetera, Croce, che era un avversario politico e anche intellettuale di Gramsci, scrive una recensione in cui dice appunto come uomo di pensiero egli fu dei nostri, perché in fondo il retropensiero di Croce era che era un comunista, un marxista, non potesse avere un alto livello intellettuale. Ma lui, Gramsci, stranamente, può essere, in fondo poteva essere uno di noi. E poi dice veramente, parla di reverenza e affetto che si deve a un uomo così, anche se è dell'altra parte. E c'è un aneddoto molto bello, che a me è stato raccontato da Carlo Muscetta, a cui lo raccontò la figlia di Croce Elena, che nel cuore della notte, siamo nell'agosto del 47, era uscito da poco il libro, Don Benedetto va a svegliare Elena che dorme, erano le 3 di notte, racconta Elena, per leggerle alcune lettere di Gramsci. E lei dice, ma lo sai che ora sono? Non importa, devi nutrirti, devi sentire cosa scrive questo comunista. No? E le lettere di Gramsci sono un capolavoro non solo sul piano, come dire, dell'empatia che suscitano, ma sul piano letterario. E Gramsci è sempre molto attento alla forma letteraria, non è un caso che Gramsci sia molto studiato dai linguisti, molto, e produce appunto questo tesaurum che è insieme la parte letteraria e la parte concettuale, in cui appunto è
E alla fine, se mi chiedessero ma come potremmo definire Gramsci, io non saprei dare una definizione. Io forse potrei scegliere Gramsci è un educatore, ma è un rivoluzionario. E rimane un rivoluzionario fino all'ultimo suo giorno, l'ultima sua notte, quando spira alle ore 4:10 circa del mattino del 27 aprile del 37. Ma semplicemente a un certo punto comincia a capire che davanti alla sconfitta che è la sua propria anche personale, era capo di un partito messo all'indice, sconfitto come padre che non può educare i suoi 2 figli, e lui che educatore patisce questo enormemente, sconfitto come rappresentante di un movimento che è stato sconfitto in Occidente, un movimento proletario, un movimento socialista, e allora comincia a elaborare un concetto di rivoluzione che per l'Occidente in quella fase storica non può più essere il modello bolscevico. Cioè la rivoluzione come assalto frontale, l'attacco a Palazzo d'Inverno 7 novembre del 17, ma deve essere invece un processo in cui coloro che ormai lui non chiama più proletari, chiama i subalterni, categoria che oggi ci serve moltissimo, i subalterni compiono un processo di costruzione di una controegemonia dal basso, perché oggi la rivoluzione in Occidente, cioè nei paesi al capitalismo maturo, capitalismo avanzato diremmo oggi, si fa attraverso la conquista dell'egemonia. E in America, infatti, la classe borghese americana, lui dice, perché ha vinto? Perché prima di essere classe dominante, e il dominio si esercita attraverso la coercizione, ha saputo essere classe dirigente e la direzione si esercita attraverso l'egemonia. Perciò i quaderni sono anche uno straordinario introspezione sul ruolo dell'intellettuale, che è figura fondamentale che deve mettersi al servizio delle classi subalterne. Ecco, quindi inventa tutta una serie di categorie che non troviamo neanche in Marx, come la categoria di Stato allargato, quando Gramsci capisce che lo Stato sta allargando enormemente le sue funzioni, o appunto l'idea che si debba arrivare alla rivoluzione attraverso un processo egemonico e così via. Quindi costruisce una via nuova nel marxismo, talmente nuovo che a un certo punto io credo che noi in futuro parleremo di Gramsci come uno che parte dal marxismo, lo attraverso e arriva a fondare un'altra corrente che potremmo chiamare gramscismo. Mi fermo su questo perché ormai l'occhio del nostro chairman mi ha penetrato direttamente attraverso il costato ed è arrivato quasi fino al cuore. E do a voi la parola se credete. Grazie. No, invece ti ringrazio per, sì, mi rendo conto che lo sforzo di sintesi è impegnativo, insomma, su un'opera del genere. Abbiamo appunto 10 minuti, io però, stimolato dal tuo ultimo passaggio, degli ultimi cose che dicevi, volevo chiederti una cosa, perché eh, ha suscitato un certo dibattito l'interesse del pensiero di destra per Gramsci. Tanto è vero che in una intervista che vedevo di un personaggio che è Gennaro Sasso, che è considerato il massimo esperto di Machiavelli, o dantista famoso, e gli chiedevano proprio sul concetto di egemonia cosa pensasse di questo interesse della destra per questo concetto qua, e lui ha risposto in maniera molto secca, devo dire, ma per me l'unica egemonia che ci vedo in questo è l'egemonia del cretino. Ora, dobbiamo accontentarci di questa definizione liquidatoria, o c'è un qualcosa anche che il pensiero che può essere, su cui riflettere su questo pensiero di destra? No, la destra, alcune correnti di destra hanno tentato più volte di impadronirsi di Gramsci, insomma, periodicamente, e quindi non stupisce, insomma, è successo più volte. Gramsci è talmente uno scrittore multiverso, talmente ricco, no? È come se fosse un'enciclopedia, tu apri, leggi con i tuoi occhi e interpreti con i tuoi occhi, puoi trovare tante cose, insomma. Ma Gramsci appartiene indubbiamente a una filone che con la destra non ha a che fare, però poiché Gramsci, come dire, usa anche parole d'ordine tipo quella insiste sull'organizzazione, sulla gerarchia, nel senso anche del fatto nell'educazione insiste sul fatto che occorre anche la coercizione rispetto ai figli quando sono piccoli. Infatti, per esempio, lui accusa i genitori di sbagliare 2 volte. I genitori trattano, quando i loro figli sono piccoli,
li lasciano andare, no? Tanto poi crescono e migliorano. E quando diventano grandi, li vogliono correggere a bastonate. Quindi sbagliano quando sono piccoli perché non gli danno il senso del dovere. E poi quando sono grandi si pretende di correggere con la coercizione, con le bastonature. Quindi in Gramsci c'è l'idea di una egemonia come uno strumento necessario che sostituisce o affianca il processo rivoluzionario e che in Occidente sostituisce proprio l'idea della rivoluzione come atto e lo sostituisce con l'idea di una rivoluzione come processo. Un processo che parte da elementi culturali, che però non esclude altri elementi, quindi non ci sono ragioni specifiche, però c'è una tale ricchezza che in fondo tu puoi, anche se Gramsci ci invita ad avere cautela rispetto ai testi, il rispetto dei testi, perché se tu tranci via, no, prendi una pagina di Gramsci, gli strappi un pezzo e leggi solo l'altro pezzo, puoi fargli dire qualunque cosa. Insomma. C'era una... Sì, signor... prego. C'è qualche lettera alla moglie e che concetti vengono espressi? Non ho capito, ma c'è alla moglie e che... Beh, c'è un centinaio di lettere alla moglie, come posso dirle? Anche se la maggior parte delle lettere Gramsci le destina alla cognata Tatiana, perché Giulia, che appunto io dedico molto spazio anche a questo rapporto a tre, che a un certo punto è un rapporto che ha coinvolto anche l'altra sorella, c'erano 4 sorelle. C'è anche un momento di innamoramento di Gramsci per lei, lui conosce prima Eugenia, che è la più grande, perché si trovano nella stessa clinica vicino Mosca, Severani Bor, Bosco Argentato, istituisce una relazione intellettuale e poi anche amorosa, poi conosce Giulia e lì c'è il coup de foudre, c'è il colpo di fulmine, si innamora di Giulia. E a un certo punto anguilleggia, come dice lui, non sa bene come dirlo a Eugenia, quando lo dice a Eugenia, Eugenia si infuria e diventerà il suo nemico. Giulia poi è una debole che è subornata da Eugenia, tant'è vero che anche i 2 figli che Giulia fa con Antonio, Antonio conoscerà solo il primogenito che è Delio, che nasce nell'agosto del 24, che lui vede una volta praticamente, una vacanza che fanno in Alto Adige, tra Trafoi, provincia di Bolzano. E il secondogenito, Giuliano, non lo conoscerà mai. Ci sono molte lettere in cui lui implora Giulia di venire in Italia e portargli a vedere i bambini, per esempio. Ma diciamo, Giulia a un certo punto, al di là del fatto che è debole ed è subornata dalla sorella, eccetera, forse condizionata anche dal partito bolscevico, a cui era iscritta, a un certo punto farà anche un ruolo di segretaria nei servizi del partito. Giulia è colpita da una malattia mentale, sostanzialmente, ha problemi psichiatrici di cui Gramsci viene a sapere poco, a un certo punto scopre che la stanno curando con la psicanalisi, allora vuole procurarsi i libri di Freud, vuole capire cos'è sta psicanalisi e si rende conto che non è la via giusta. In realtà Giulia soffriva di crisi epilettiche che difficilmente potevano essere curate con la psicanalisi. E Gramsci lo capisce, ma nessuno gli dà retta, insomma, diciamo. Però le lettere a Giulia sono lettere che raramente ottengono una risposta, è un rapporto quasi unilaterale e un po' alla volta Gramsci si stufa, si smette. C'è ancora una delle ultime lettere che lui scrive nel Natale del 35, io la cito quasi alla fine del mio spettacolo, in cui proprio lui la implora ancora. Dice: se vieni, ormai lui è in regime di semi-libertà, quindi posso riceverti anche in clinica, eccetera, e posso forse tra un po' mi faranno uscire, non era vero, ma insomma, dice: in fondo se tu verrai, ciò farà bene a me, ma farà bene anche a te. No? C'è questa lettera disperata a cui Giulia non risponde. Ed è una lettera con molti argomenti, con molti riferimenti alla storia del passato, all'amore tra loro, all'amore per i figli, eccetera. Però la parte, diciamo, comunque, in cui ci sono elementi più rilevanti sul piano teoretico o storiografico sono le lettere a Tatiana. Lui non poteva scrivere a esterni. Per esempio, quando lui voleva scrivere a Piero Sraffa, lui scriveva a Tatiana,
ma una parte del testo era diretta a Piero, quindi Tatiana si facevano le fotocopie, lei ricopiava in una lettera a Piero, che poi rispondeva a Tatiana, una parte era per Antonio, e Tatiana copiava e metteva una lettera a Antonio. Oppure anche per il suo vecchio maestro Umberto Cosmo o altri, quindi se lui voleva scrivere, tenete conto che poteva scrivere 2 lettere al mese, quindi comunque c'era una limitazione anche in questo, a familiari. E quindi lui scrive una lettera destinata alla famiglia russa e una lettera destinata alla famiglia in Sardegna. Quindi anche questa è una sorta di susseguirsi di limitazioni ossessive, no? Perché lo vogliono proprio fiaccare. E quindi lui lo capisce e cerca di fare esercizi intellettuali. In fondo i quaderni sono anche un esercizio intellettuale per lui stesso, per sopravvivere, per evitare che il suo cervello appunto smetta di funzionare. Il problema è che il fisico a un certo punto non regge più. Infatti nel maggio 35 lui non scrive più dei quaderni. Quando arriva nell'ultima clinica a Roma, la clinica Acquisisana, in realtà Gramsci scriverà solo delle lettere, per lo più ai figli, in cui si informa delle loro attività scolastiche, cosa fanno, com'è, e chiede anche ma voi avvertite qualcosa di bello, di nuovo in questo Stato socialista? Cosa fa questo Stato socialista? C'è l'entusiasmo dello Stato nascente, però la parte, diciamo così, più diciamo, densa sul piano teorico, storico, è destinata a Tatiana, che non è un intellettuale, che però cerca in qualche modo di interagire, magari consultandosi con Piero Sraffa, con altri amici. No? Quindi sto povero uomo a Giulia scrive delle cose, Giulia non risponde e scrive la parte, diciamo, emotiva. Tatiana cerca di stargli vicino come può, ma è una situazione difficilissima, insomma. Quindi anche da questo punto di vista Gramsci fino alla fine rimane in una sorta di oppressiva e ossessiva solitudine. Bene, credo che abbiamo esaurito il tempo. Io ringrazio molto Angelo. 3 minuti. Ma alle 7, a dire la verità, dovevo già aver liberato la sala. No, ricordo che appunto il libro, se volete averlo un mese prima di tutti gli altri, lo trovate in fondo. In fondo c'è anche una proposta di Cineforum che come Centro Romano Carotti facciamo per questo aprile qui. Grazie ancora della vostra presenza qui.